quindi domani ragazzi arriverà veramente un caldo afoso, quindi mi dispiace ma dobbiamo sopportare una bella afa. Guardate qui alle 9 del mattino già l'Italia ragazzi è tutta rossa, quindi domani mi sa che possiamo scappare tutti a mare. Poi guardate qui, mezzogiorno di fuoco, quindi tutta l'Italia ragazzi, compresa la Sicilia, è avvolta proprio da un'ondata di caldo, quindi domani se abitate vicino alle coste andate a mare, vi conviene. Mi sa che faccio il pensiero, non lo so. Poi nel pomeriggio incomincia comunque a scemare un pochino, quindi arriva qualche temporale sul, diciamo, Trentino Alto Adige e Friuli. Ecco qua, faccio vedere perché così non si vede, eccolo qui. Ma questo domani sera alle 18. Poi alle 21 ancora qualche perturbazione sul Friuli, però sarà una giornata, ragazzi, ripeto, di sole, quindi sole quanto ne volete, guardate qui, quindi giornata veramente caldissima, quindi domani approfittatene e andate tutti a mare, ragazzi, quindi non so se secondo me Francesco, ma pure Grazia. Buonasera Mara, buonasera a tutti amici vicini e lontani, buonasera, tutto bene? Spero di sì. Qui stasera pure fa caldo, ragazzi, a Salerno, quindi è incominciata l'ondata di calore, quindi già sono 2 giorni che qui veramente fa caldo, ma veramente. E domani sarà peggio perché guardate qui. Domani, ecco qui, a mezzogiorno proprio, secondo me, prendiamo già fuoco. Sì, sì, Mara, fa caldo, perlomeno qua a Salerno, già alle 7 di mattina già fa caldo, quindi già veramente, quindi mi sa che dobbiamo iniziare ad andarci a fare 2 bagni a mare, quindi mi sa che non è una brutta idea, anche perché ragazzi, 21 maggio oggi, domani 22, quindi un altro po' e siamo arrivati a giugno, quindi diciamo che è estate già qui, quindi bisogna solo prendere, avere l'iniziativa e andare tutti i giorni a mare, perché è brutto andare un giorno solo, se te lo devi fare, fai una 15-20 bagni e buonanotte, e poi ci fermiamo un pochino, però dobbiamo vedere l'acqua, penso che sia calda, non è che sia tanto fredda. Vediamo se arrivano i nostri, quindi mo è parecchio che non facevamo una live, vediamo se arrivano i nostri, quindi ci mancano molte persone, però è anche vero che non stiamo facendo più live, quindi le persone non sono più abituate. Quindi vediamo se incontriamo il TSO generale, quindi i pazzi. Quindi vediamo se arrivano. Vedo che entrano delle persone, però poi escono, entrano. Vediamo se arriva la nostra ciurma. Quindi quelli da TSO. Tutti quanti entrano, ma nessuno scrive. Ragazzi, vi siete emozionati forse? Tutti quanti che non scrivono. Tutti zitti zitti. Mara, tutto bene a te? Tutto a posto? Tutti zitti zitti ragazzi, che è successo? Il gatto vi ha mangiato la lingua? Anzi, la lingua mo dovete scrivere voi, quindi non è che dovete parlare, quindi era bello se si poteva anche parlare. Tutto bene, mi fa piacere. Stanno tutti zitti zitti, Mara, nessuno vuole scrivere, entrano, stanno zitti zitti, quindi nessuno vuole parlare o scrivere, anzi. Quindi tutti zitti zitti, ragazzi, uscite fuori, capisco che oggi è sabato, però non credo che siete usciti tutti quanti impegnatissimi. Vediamo se riusciamo a fare una live e se no sarà per la prossima volta.
qualcuno, e se no pazienza, forse 21 e 26 non è un orario particolare, è lo stesso orario, quindi o sono usciti perché giustamente è sabato sera, quindi a mangiare la pizza, quindi oggi a chi senti pizza, 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 pizza. Mara, tu cosa hai mangiato di buono stasera? Pizza pure tu? Tanto il sabato mi sembra tutto dedicato alla pizza. Domani è domenica e che ci mangiamo? Non lo so, sinceramente, se fa così caldo, una bella mozzarella e prosciutto e pomodoro all'insalata sarebbe ideale. Ma vediamo, perché domani se fa caldo così, figura di mangiare la pasta, impossibile proprio. Bel riso all'insalata, tutti zitti zitti, quindi secondo me sono tutti usciti. Vediamo però se riusciamo a beccare qualcuno. Quindi la signora Grazia, poi ci sta Francesco, la signora Grazia Vastano di Caserta, a voi ce ne sono un sacco. Quindi però mi sa che sono tutti indaffarati. Aspettiamo un pochino e vediamo se arrivano. E se no ragazzi ci mettiamo a fare i video normali come stiamo facendo, quindi video di mistero, video paranormali, video molto molto strani come dico io, quindi qualcuno fa pure un pochino paura, come l'ultimo, appena ho fatto quello dei fantasmi, quella della signora posseduta nel supermercato cinese lì, e quello veramente è un video un pochino strano veramente, quindi eh sì vecchio, però la signora certamente non era normale quel comportamento, quindi ha fatto tremare tutte quelle persone nel supermercato, e lì ragazzi non credo che ci sia manipolazione del video, perché lì è una telecamera di sorveglianza, quindi secondo me la signora aveva qualche ospite, come dico io, quindi qualche demone, perché se no addirittura nel finale avete visto quando ha rullato niente di meno la telecamera si stava spegnendo, quindi si è disturbata proprio, quindi si è mosso tutto nel supermercato. La nuvola di Fantozzi, ma guarda, domani non credo che ci sarà, perché domani sarà una bella giornata. La nuvola di Fantozzi e dove sta? Sta qua proprio, vedi? Qui, quindi è veramente caldo, quindi non credo proprio che arriva la nuvola di Fantozzi, no? Vedi, è rosso fuoco, ragazzi, quindi nulla. Quindi mi sa che i nostri non ci sono. No, figurati, EP, figurati, no, no, domani non voglio pensare, sono tanti, ripeto, qui a Salerno già sono 2 o 3 giorni che veramente pure a prima mattina già fa caldo, poi se viene a piovere è impossibile quasi, non lo so, il cielo qua è sereno proprio, quindi non credo proprio che possa portare pioggia o d'altro, ma non credo proprio. Se continua così, veramente possiamo incominciare ad andare a mare, perché a casa, ragazzi, veramente fa troppo caldo, quindi ci dobbiamo andare a immergere a mare, così mettiamo il baccalà a spunzare, quindi in ammollo, come si dice in italiano, se no se dico a spunzare non mi capiscono. Mettiamo il baccalà in ammollo, ragazzi, ci vuole, quindi dobbiamo raffreddarci. Stasera non vuole entrare nessuno, quindi sono tutti di festa, quindi stasera è sabato, tutti quanti fuori. E meno male che c'è il Covid, se non ci stava. Quindi diciamo che siamo riusciti ad arrivare a maggio, ragazzi, indenni, quindi questo. Oh, ciao Franco, ancora caldo poi temporale? Sì, in effetti questo è già domani sera sul Trentino, sul Friuli.
questo è il 23 maggio, un pochino a nord, qualche un po' di maltempo, ecco qua, questo è il 23 maggio. Invece al sud, proprio dove sto io, proprio le nuvole sono scomparse il 24 maggio. Un'altra, guarda qua, mamma mia, si muore, guarda qua. 24 maggio a mezzogiorno, prendiamo fuoco qua, mamma mia bella. Ma anche lì, guarda lì a Sarajevo, Belgrado, pure lì farà caldo proprio. Orali, Piemonte, Lombardia, Friuli. Ecco qua un bel temporale su tutto il nord Italia, si salva un po' l'Emilia Romagna. Ecco qui ancora temporali, 24 maggio ragazzi, quindi non domani. Invece da noi al sud proprio zero. Uè. Lucy, buonasera, tutto bene? Tutto bene? Come va? Allora, come stiamo a lavatrici? Quindi fate attenzione ragazzi, non comprate le lavatrici, sono pericolose. Sì, sì, tutto bene, sì, ringraziando il Signore, stiamo bene, quindi si va avanti. Il resto della banda che fine ha fatto? Sì, sì, proprio comprate le lavatrici, ragazzi, e poi vi renderete conto di quello che la signorina Christy Dark, anzi Lucy, ha assemblato. Quindi è capace che invece di lavare asciuga. Quindi comprerete l'asciugatrice, quindi ha invertito la lavatrice. Buonasera ragazzi, quindi è capace ragazzi che lei ha invertito la lavatrice, invece di lavare ragazzi asciugherà gli abiti, quindi lei è capace, oppure l'asciugatrice lava, quindi fate attenzione, non solo la marca ma evitate di comprare le lavatrici in questo periodo perché non sono tanto affidabili. Il resto della banda dove è rimasto? Lucy, tutti quanti gli altri, vedi Marco? Ottima qualità, sì, sì. Tutti quanti dicono, pure io quando questo è buonissimo, sì, sì. Prendi la lavatrice e compri l'asciugatrice, quindi oppure mettete la lavatrice e incomincia a perdere acqua da tutte. Gliel'ho detto, dovrebbero esserci. Quindi allora, tu fai le lavatrici, poi c'è il nostro amico Chris che fa Chris è addetto ai viewster, lo so. Chris, se ci sei, batti un colpo. Esci fuori. O sta facendo, o sta lavorando all'AIA. No, non credo. Oggi è sabato, penso che sta a casa. Sì, sì, lui confeziona i pacchi di viewster. Sì, sì, il capo reparto l'ha messo lì. Vediamo. Marco invece dove sta? Oh, Lorenzo, tutto bene? Lorenzo Farmer, il giardiniere. Vabbè, l'orto, quindi l'orto botanico, quindi vabbè, adesso è tempo di piantare. Marco ripara computer, quindi che triglie gli ho fatte, mamma mia, bello. Uno ripara i computer, un'altra distrugge le lavatrici e un altro fa i viewster. Vabbè. Marco ripara i computer. Lorenzo invece zappa, invece Lorenzo lo vede a tipo zappatore con questa emoticon, quindi zappa il ragazzo. Vabbè, ora è periodo, quindi mo si può piantare, però, sì, la Santissima Trinità. Infatti, proprio una Trinità bellissima, il logo, Lucy. La signora Grazia, Francesco, a Denne sono fiuto. Sono tutti scappati. E Lucy, come mai sabato stai a casa, stai fuori? Dove sei? Perché ho pensato qua stanno tutti quanti in giro, siccome è sabato, quindi tutti quanti fuori a mangiare la pizza.
Potesiamo il quadretto, Giuseppe, si facciamo proprio un quadro, facciamo. I quattro Ave Maria facciamo. La signora Grazia chissà si è persa, non lo so. Francesco chissà forse sta mangiando. Oh, tutto bien? Grazie, tutto bien? Grazie, so, mi hanno informato che sei addetto alla macchina imbustatrice di wurstel piccolini, quelli lì così. Non so se mi hanno detto bugia, se è una bugia mi hanno detto una bugia di dico, quindi vogliamo, mi è stato detto, quindi non posso dire è vero, quindi aspetto una tua risposta. Non uso le buste. Ah, quindi no, no, senza buste, vai direttamente. E dici, ma così, fai bene, no, no. Senza busta, è che metà busta. Dannacci, veramente. No, pensa un po' qua, quella di tu ti immagini non comprare Gazzi per favore, le lavatrici adesso non si comprano più ragazzi, sono pericolosissime, quindi lo sconsiglio vivamente, poi fate come volete, quindi io fortunatamente ho la mia lavatrice vecchia e non compro la nuova, ho paura la verità. Quindi c'è la signora Lussi che distrugge le lavatrici, c'è Gazzi che confeziona no, wurstel senza busta, Marco distrugge i computer e buonanotte. Sulle lavatrici, quindi con me si sta da dire sulle. Ah, quindi ha specificato sulla lavatrice, no? Dentro la lavatrice, quindi vabbè, oramai non ci faccio più caso, oramai figuriamoci. Quindi sulla lavatrice. Che capo Catanite, con doblè e spinacina, sta facendo la pubblicità dai. Guarda, sinceramente, Gazzi, proprio dell'aia, e con doblè ci posta, e spinacina, ti giuro, le schifo. Allora, il con doblè, le crocchette di pollo mi piacciono, ma la spinacina la odio, proprio non mi piace. Sì, i filetti di pollo pure sono buoni, ma la spinacina proprio. Dimmi tutto, ma la spinacina non la sopporto, mi piace. No, no, col doblé, i crocchetti di pollo, i filetti di pollo, ma la spinacina ancora non ho capito che animale è. Non mi piace la verità, no, no. Ma né che sia aia né che sia di altra razza. Quindi è proprio la spinacina in sé che non mi piace. E invece tu che hai mangiato di buono, Gazzi? Würstel, già che stai a tema, secondo me, Würstel patatine? Sa, Würstel patatine. Gazzi, una specie di Würstel deve essere, tutta quella crema che viene impastata, rimpastata. Già immagino come vengono fatte, ma perciò mi piace. Io ti dico la verità, se devo fare la cotoletta, preferisco comprare il petto di pollo e me lo faccio io il conto blé, come vuoi chiamare tu, però chissà chi ammischino là. È la stessa cosa della lavatrice, ma va a capire la lavatrice, il tubo di scarico sta qua, sta lì, perché Cristina ha invertito tutto, mo. Platano fritto, platano, il platano fritto, pure mia moglie se lo mangia, pasta e sfoglie, sta tutto cosa rinda, va, tutta rinda. Secondo me Gazzi sta in questa impastatrice gigante, ragazzi, e butta tutto là dentro, tutto. Sì, sì, oramai sicuramente il lavatrice o tube sta che sta da parte, la luce si accende con la manovella. Sì, sì, solo per noi, e c'è pure calo, no? Ci... E capì, cazzi, già immagino a te in questa impastatrice gigante che ha avuto tutta rinda e come mi ricordo sono andato a lavorare una volta come pasticcere, ma ero piccolo però, e dovevamo fare, che come si chiamano quelli cose? Ah, i biscotti all'amarene, ragazzi. E questo qua era il secondo giorno di lavoro, mi ha fatto aprire un frigorifero e ci stavano, ragazzi, vi giuro, tutti dolci, ragazzi, tutti ammuffiti e tutti brutti, ma brutto veramente.
ci stava questa impastatrice che stava girando e questo mi dice metti tutto là dentro. E io dico ma come? Chi le ci sta la muffa? No, no, butta lì dentro e incominciava a impastare sta cosa. Io ho preso tutte le cose, le carte però agevolate. Impastava, ragazzi, impastava. Ha fatto i biscotti all'amarena. Poi ha detto, se vuoi un biscotto, se, col... chi se lo mangia? Il biscotto all'amarena e l'occhio di bue vengono fatti, ragazzi, con lo scarto dello scarto dei dolci, cioè i dolci che devono essere buttati fanno questo occhio di bue e il biscotto all'amarena, quindi sono rimasto traumatizzato e a me piace. È come un wurstel, ragazzi, mamma mia, le. Poi una volta una cosa ci rimasti scioccati. Ragazzi, ma pure sono rimasti scioccati, no? Io ha detto butta un chilo di zucchero nell'impastatrice, no? E ci stava questo sacco grosso grosso con lo zucchero, quindi un secchio, non mi ricordo esattamente che cos'era. E ti posso assicurare che ho visto una blatta nello zucchero. Ho detto, ma che facciamo? Buttiamo lo zucchero? Ha detto, ma che sei pazzo? Ho tolto la blatta, ho preso lo zucchero e l'ho messo. Che schifo, mamma mia, ragazzi, no, no. Veramente sto parlando, è vero che sto parlando di 30 anni fa, però secondo me non è che sia cambiato più di tanto, quindi le persone, secondo me l'impasto sarà quello ancora, quindi immaginate con i wurstel e tutti questi, tutte queste scarte di carne che viene dalle carcasse che fanno sti wurstel, che magia. Sei un assassino, Gazzi. Gazzi, il tuo wurstel è scadente, quindi tieni un wurstel proprio da buttare. Quindi mi dispiace per te, fratello caro, hai il wurstel che si deve buttare, non è buono, è pericoloso, può rimanere, ci può rimanere avvelenato. Veramente, un wurstel è pure buono di sapore, però la cosa più orrenda che ci sta, che si possa fare. Immaginiamo voi spinacine, ah, il logo subito. Il suo wurstel funziona Benevento. Ma sa dettare, Lucy sa dettare, perché troppo, vedi, troppa roba, capi? Veramente, io, a parte gli scherzi, io, i Wuster mi piacciono, però, secondo me, se li compri quando li fai il macellaio è meglio, non quelli confezionati, chi senza boost, che vai dal macellaio, li paghi di più, però, perlomeno sai cosa ti mangi. Ragazzi, ma stasera non siete usciti, siete andati a fare una camminata. O il Wustel è scaduto per il goulash è buono, te? No, no, veramente su questo goulash possiamo, io lascio il mio amico Marco, quindi cedo il mio posto a lui, quindi lui è un intenditore di goulash, capì? Non mi permetterei mai, quindi di togliere il posto a Marco, capì? Quindi se da da fare goulash da fa Marco, non io, quindi non mi permetto. Quindi non voglio rovinare un'amicizia, no? Lascio l'onore al nostro amico. Devo fargli la trombetta al compito. No, stasera non si esce. Mamma mia, voglio è sabato. Come non si esce? Ah? Oggi è sabato, si andava a mangiare la pizza, poi si andava a fare la passeggiata, poi si mangiava il gelato e poi ci manca qualche altra cosa, no, Gazzi? O no? Oggi è sabato e state a casa, ragazzi, ah. Oh, Diego, come state? Da me c'è un casino, che è successo? Che è stato? C'è un casino, che in discoteca stai, Diego? Dove stai? Dipende che gelato. Vai a mangiare la pizza, poi vai a mangiarti un gelato, una brioche, poi c'è tanta festa, che ci sta qualche santo? Che ci sta una festa? Che festa è? La festa della birra, che è?
una festa patronale. Quindi, e poi si fa qualcosa, è normale, invece state a casa e facete, come si chiama? L'uncinetto, quindi fate l'uncinetto, e non va bene ragazzi, eppure state a Verona, scendete, camminate, pigliate la macchina, andate a fare un giro, tornate domani mattina all'alba, facete qualcosa di diverso. Qualcuno dice, no, sopra, su una trattoria del Camenno. Ah, quindi stai mangiando, allora. Quindi stai mangiando, Diego, stai scassando. Quindi stai in una trattoria. Per uscire ci vuole pure la compagnia, giusto? Ma ultimamente non c'è. Sì, cazzi, se vengo io mi metto dietro di te, quindi non davanti. Quindi la porti tu l'auto e mi metti dietro. Fidarsi è bene, non fidarsi è sempre meglio. Ah, porti tu il motorino, allora porti tu se invece usciamo di tu. Ci stiamo a posto. Io esco per vedere se c'è UFA. Dove vai, Franco? Io per sotto se una musica c'è una canzone del Far West. Ah, quindi tu abiti proprio sotto, diciamo, sotto questa casina. E vabbè, perlomeno la serata è sempre movimentata. Quindi mo incomincia l'estate, ha voglia di divertirti. Siete dette... No, no, mi dispiace, no. Mi dispiace, no. Piatto, no. No. No, però non ti preoccupare, ci sta un'altra... Però non preoccuparti, c'è un'altra cosa, ragazzi, non ti lamentare sempre, mamma mia. C'è un'altra, ti fai una bella sorpresa, ti faccio vedere, non ti preoccupare. Ti fidi di me e stai a posto, non ti preoccupare. Tu vuoi la sensazione, no? E non ti preoccupare. Ti accontentiamo, poi non dire che non ti accontento. Oh no, lui sì, dice che se le dette ma se non si fa niente, però ci sta l'alternativa, ragazzi, non te la manda sempre. Secondo me Marco si è perso, eh. Marco come al solito o sta cercando l'UV, o l'alieno, o il rettiliano, oppure non lo so. Ogni tanto scompare. Prima dice Giuseppe, 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 e poi scompare. Secondo me io sto a cercare l'alieno purissimo. Franco se n'è andato che non sei dei miei gusti e canoni. Ah, tiene pure i difetti. Prima moro lascia, poi non sono i suoi canoni, poi... Madonna, quanta scusa che trova, eh? Ma come ci fa con te cazzi? Non so, e ci capite che lui va a Marco oppure Rich. Li fai... Lo so che tu tienti più con Marco, saccio, saccio. Vabbè, non sono geloso, cazzi, ti lascio a Marchia. E ci capite. Ragazzi, cosa avete mangiato di buono stasera? Sicuramente piccone, però. Fai un filo, ci manca un bottone, però. Ci manca tutte cose, cazzi. Grazie, fai Marco, poi Giuseppe, e me ne voglio. Non è come metti sempre a me a mezzo. In due o tre rosti perché è molto per forza a me. State tranquilli tra di voi. Oh, Marco scompare sempre. Marco, a dove stai? Esce fuori. La signora Grazia pure non c'è. Francesco non ci sta. Sono tutti scomparsi. Faccio nessuno. Ma improvvisamente lo fu maschio, ma improvvisamente lo fu maschio, vabbè, sta bleffando. Sono scomparse tutto, io. Pure ci stanno altre persone in chat, solo che non entrano, quindi stanno, non so dove ora. Un saccido sta, lo so io, sta con allora da fare, da me.
Gazzi, secondo te che sta facendo? L'aliena, secondo me stava una rettiliana. Che si piacciono queste cose particolari, quindi rettiliano. Può darsi. Oh, c'è non risponde, Stava una rettiliana. Una passeggiata a Torino, bella, però a che parte stai di Torino? Che parte di Torino sei, fra? Io lo so a memoria Torino, ma sinceramente tanti anni ho lavorato a Torino, la so a memoria. Mo' è bello andare a Piazza Statuto, oppure andare sui Murazzi. Sì, sì, dopo glielo dico, dico, ma ne è venuto in live, questi papà rettiliani, che hai fatto? Mo' è bello a fare una bella passeggiata sui Murazzi, bella. Secondo me si sta bene, poi sta tutta quella bella piazza, vai lì, ci sta Amsterdam Chips, a fare un bel colpo di patatine fritte, sì, a Barriera di Milano, veramente, Rosta, Rivoli, tutte le piccole città, comuni di Cuneo, tutte proprio, Piazza Castello, Piazza Statuto, proprio l'ho girato in lungo e per largo, quindi Carmagnola, il paese dei peperoni, so proprio a memoria, quindi a Torino posso andare anche senza navigatore, tranquillo proprio. Bello, i laghi di Avigliano sono stato, ho fatto proprio tutta Torino, quindi la Superga, tutta, bello, solo che è grossa la Torino. Devo andare a Verona, devo andare all'Arena di Verona, a Verona, l'Arena di Verona. Gazzi, te, una femmina, una mutanda. Sì, sì, ah, con, che stai combinando allora? Dracula. No, no, basta, Gazzi, non devi drogare, vieni da noi. Sì, venga all'arena, venga, sì. Sì, e dai a me bello però, voglio po'. Che facciamo di bello? Se venga a Verona, che facciamo bello? Ma sì, però, si esce, a Verona, ma fa mattina, poi. Usciamo a quest'ora qua, ragazzi, e ci ritiriamo la mattina, quindi verso le 6:30, 7 di mattina, ritorniamo a casa. Facciamo tutto, allora, ma è normale. Però lo dico già da mo', facciamo mattina ragazzi, quindi si esce a quest'ora qua e ci ritiriamo la mattina. Quando vediamo che il sole risorge un'altra volta, ce lo potremo arretrare. Allora sì, come facevo a Torino? A Torino facevo così, uscivo a quest'ora per dire che mi piace le femmine. Ah, per dire che ti piacciono le femmine, fate tutto sul bordello. Gazzi, mamma mia, lo sappiamo tutti che ti piacciono. No, perché improvvisamente ti piacciono, a Maricia così e diciamo così, Gazzi. Dobbiamo prendere, vabbè, ci piacciono, no, veramente voglio stare a casa, però sinceramente vorrei stare con mezza via e fare mattina proprio tranquillamente. Poi, specialmente a Verona, sai quante persone ci stanno? Come pure Torino, mo che è Torino, mo Piazza Statuto, Piazza Castello è piena a queste ore. Gli piace là? Così, sono tanto convinta. Ah, io mi sa che Mark sta facendo, secondo me, scompazzo carettiniano. Franco è andato a trovare l'UFO e il resto della banda nostra, gli altri TSO, i cui non mi interessano più, mi hanno staccato, non mi soddisfano più. Va boia, a me dice così, mo, vedi come cambiano le persone, come cambiano idea. Marco è finito, Marco, lascia sta rettiliana, sta interrogando, mo. Sta facendo... sta interrogando. No, ma è finito. Ma incominciano gli esami tra poco, quindi mo tra poco finisce pure la scuola, adesso fanno gli esami scritti e poi faranno gli esami orali. Quindi tutto a posto, vai io. Quindi 21 maggio, quindi
secondo me tra poco finisce pure la scuola. Luci, certo, fragola, patate, avvocato. Che è un donut, che gli è? Un donut? Si mangia? Ma no. Lorenzo il farmer è scomparso. Frank gli dà la luce. Ah, bravo. Allora, al massimo cazzo lì ci poteva stare la banana, il cetriolo, la melenzana, questa frutta qui al massimo proprio, guarda, e ti ho trattato. Ma ho avuto fumacci, ho avuto mettere la fragola, hanno pigliato l'UFO, bravo, e chi è capace, chi dopo niente fa come a fare le cose, come a fare fotografie, e se lo pigliano. È stato prelevato, ragazzi, quindi mo sta sulla nave madre che ci stanno facendo quelli pellosi. Chi c'è mette all'uso a mezzo, mo. Marco, vuoi uscire fuori? Ma tu la mezzi botta, no, che pellosi. Già posso fare un caso disperato. Ah, io Marco me la male a pensare, e gli mi ha dato pure il messaggio, ho detto che stiamo in live e mi sa che ha da fare un guaglione. E oggi è sabato, forse sta parettiliana. Questa la banda invece proprio non è comparso nessuno. Stanno tutti quanti, o stanno ascoltando e non rispondono, o stanno vedendo e non scrivono, non lo so. Vabbè, la signora Grazia penso che scrivevi, eh. Invece il resto della banda, Francesco no, Francesco scriveva, stacco qua, alieno qualche entità. Bravo, secondo me sta con qualche entità, sta facendo qualche seduta, veramente. Oh. Oggi è proprio un brutto sabato, ragazzi, la verità. Bello, mo, farsi una bella doccia, già mangi fatta la doccia, mo era bello scendere, andare a mangiare, qualche rito satanico, quello sì, e fare mattina, quindi baldoria fino a domani mattina, che è una bella serata, eh? Invece stiamo a casa. Cristina, istituto speritica. Eh, domani che fate, ragazzi? Da qualche parte o no? O state a casa pure domani? Domani dove andate? Ristorante, mare, piscina? Che fate di bello? Lucy, che fai di bello rimani? Ti pare molto romantico questa. Questo ragazzo è veramente molto romantico. Domani un giretto. Gazzi, ma stai capito che... Però a quest'ora dovevi essere bimbando, oggi è sabato, capito, no? Secondo me si mette lì e riflette, capito? Stanco un po' il bagno e riflette. Gesù sulla croce è un fake. Oh, Danilo, buonasera. Dani, ma io sinceramente l'ho detto nel video, non posso dire a spingere. Non posso dire se è un falso o no. Allora, può essere tanto falso, tanto vero. Quindi diciamo che questi video sono molto difficili da capire perché con la tecnologia di adesso veramente si può tutto. Quindi può essere facilmente che sia un falso come pure no. Quindi purtroppo non l'ho girato io, quindi non posso dirlo. Quindi può essere tranquillamente. L'ultimo che ho messo, quello del supermercato, quello lì è reale, quindi mo, quello lì è una telecamera di... Ah, e tu dici, ah, seduti su un coppo di bagno, quindi quello lì del supermercato no. Poi quello lì può essere pure un ologramma, c'ha le emorroidi. Sta attaccato, c'ha le emorroidi. Vabbè, abbiamo capito, sei molto molto gentile, quindi dici tu sta riflettendo, mo. Mamma mia. Lo so perché ho sentito alcune persone queste, che hanno queste cose e sinceramente ne parlano proprio brutto brutto, quindi non deve essere piacevole.
secondo me deve essere doloroso. Vabbè, Gazzi, gli Habituation, no Gazzi? Gazzi è abituato, Gazzi. Lossi, ma al finale quello è brutto, eh. Io so che è brutto, quindi qualche amico me l'ha detto che l'ha fatte togliere, ma è brutto, si soffre, quindi è una cosa brutta veramente, quindi mamma mia, non mi fa pensare, va? Perché dice che tutto il lato di sotto ti tira, quindi immaginiamo, mamma. Mio fratello pure, mio fratello è il più piccolo, pure ce le ha e quando gli escono, perché ogni tanto si infiammano, a volte no, a volte sì, non può stare neanche seduto come stiamo noi sulla sedia, quindi pensa un po', quindi deve essere veramente dura, non duro, dura, quindi manchi i cani, mamma mia. Io come sono io che sto sempre seduto vicino a fare sti video e cose, secondo me non potrei fare, secondo me dovrei fare i video in piedi. Sì, sì, ma stiamo... A te cazzi ce ne hai. Scherza, poi ci vuole sempre impegnare che sì, sì, speriamo che sta bene, che sta... magari non sta ancora là, ja. Andassi che a che fare con qualche entità, come mi dite noi, entità ectoplasma femminile. Qualche aliena... No, però no, no. Se gli fa perché i marroni, no? Immagina, puoi. Sta su Goldrake. Non ce la posso fare. State peggiorando, voglio, eh. Veramente stiamo peggiorando. Vabbè, non è che non siete mai migliorati, non è che siete peggiorati. E che non siete mai migliorati, chi è il problema? Quindi purtroppo la testa è così, quindi non si può fare nulla, non si può fare un trapianto di cervello. Ci vorrebbero due o tre cervelli, ce li vedo bene. Poi diciamo che boh. Diciamo che boh. Come sta facendo qualche marziano. Il problema è che non c'è un limite. Va sì, facciamo all in, senza limite, va. A come capita. E ci dobbiamo distruggere e distruggiamoci, va. Come a quello. Ci ammacci e ci rimmi. Allora, stiamo scrivendo Ni, Lusi e Gazzi. E l'altro chi sono? Sì, sì, facciamo all in, illimitati, ragazzi. Dove là ci fermiamo. A dove arriviamo, là ci fermiamo. 12 persone, però siamo solo due che stanno scrivendo, quindi Lusi e Gazzi e gli altri 10. Chi saranno mai queste 10 persone che stanno qui e non commentano, non scrivono, Hablate, hablate, forse la mamma dice spagnolo, hablate, parlate, scrivete. Allora mi va bene. Tutti quanti, secondo me, o entrano, sentono e se ne vanno, non lo so. Ah, signore. Ho il codino e il pizzetto, allora c'è un codino, un pizzetto, i baffi, Tartagnan. Tartagnan. Io sto dicendo Cristo che mi sa banana, che è la nuvola, è la luna. E vabbè, ci vede la luna per la banana, lo sì. È stato un lapsus. Eh sì, più o meno è di tuo pizzetti, i baff. O cose, che Tartagnan adesso. E come mai ti è venuta questa ispirazione tartagnanica? Non hai capito. No, io invece ci sono rimasto uguale, i capelli corti, ma ce l'ho farla alla Little Tone, qua mi pare che una lacrima sul viso, qua, ah, ci faccio corto, qua, un pizzetto normale, no, ci taglia sto ciuffo alla Little Tone, che sennò qua mi posso fare la canzone una lacrima sul viso, qua, ah, ci faccio corto. I baffi così agli ingoppa. Sì, sì, tirati, sa, sopra, ma la spada a mano, e vai, va. Scendi dalle stelle. Tu scendi dalle... Mamma sta zitto.
non ce la posso fare, voglio per voi. Tu scendi dalla lavatrice, invece Lucy. Veramente, Lucy, secondo me è diventato un pericolo pubblico per le lavatrici. Mo a centrifuga va buono, metà mano. Ah già, perché credo in un Mongover, quindi metà mano pure, che te in un Mongover, che è Capitano Uncini, eh. Oh, grazie, buonasera. Tutto bene, veramente ho detto che secondo me sarà impegnata con Natale, con il fidanzato, quindi non lo so. Ho detto lasciamola stare perché sennò dopo si arrabbia con me che dico che sta col fidanzato, però adesso sta qui, quindi lo possiamo dire. La signora Grazia era impegnata con Natale, quindi adesso che è presente lo possiamo anche dire. Chi c'è in live stasera? Allora, stasera sta mia, Lucy, Gazzi e tu, perché poi ci stanno gli anonimi. Quindi ci sono gli altri, solo che nessuno scrive e io forse sì, perché Gazzi più o meno c'è e non c'è, a capo però. Marco sta con la rettiliana che non sappiamo che sta facendo, oppure sta facendo una seduta, una seduta eh, bagno, una seduta sul bagno sta facendo, si sta rilassando, sta meditando. Marco o sta con la rettiliana o sta cercando un UFO oppure che ne so, impegnato sul water come dicono gli amici. Non lo so, gliel'abbiamo detto che eravamo in live, però è scomparso, ha scomparuto, non c'è. Tutto bene? Come va? Come è andata la cena con Natale? Grazie, tutto bene? Avete mangiato bene? Mi sta dicendo Marco che sta scrivendo lui, sì. Neanche quello che leggete voi leggo pure io, ragazzi, quindi non è che... Eppure ha detto che ha fatto il contatto, come si dice? Il contatto nuovo, quindi impossibile. Perché io non leggo nulla, ma neanche voi. Al finale non è che lo leggo solo io, anche voi lo dovete leggere a lui. Perché tra di voi vi leggete, boh. E po- Ma no, no, è strano perché deve scrivere, capito? Non voglio che lui ha, sta scrivendo con l'account che gli è stato bloccato, eh, cioè ha cambiato solo il nome. Io non lo vedo. No, no, secondo me lui è entrato con un account bloccato da YouTube, solo che ci ha cambiato il nome e si pensava che scriveva, e noi dice no. Se l'account che lui adesso ha è uno vecchio che è stato bloccato, lo stesso non scriverà. Perciò ho detto è nuovo perché il Mark Metal era, no? Io l'ho visto pure, però... Sì, Gazzi, deve essere per forza così, perché sennò è impossibile. Se lui ha detto che l'ha fatto nuovo e non è mai entrato in live, quindi come... cioè è strano, no? Non può essere. Sicuramente, come dico io, lui ha usato un vecchio account, però era nuovo pure adesso, è nuovo strano, ma sicuro che non ha cambiato solo il nome, però è lo stesso, come ti devo dire, se tu cambi nome, cambi pure, però è sempre quello lì, cioè ti puoi chiamare pure come a me, una volta mi chiamavo Giuseppe Melchiorre, poi ho messo Fast World News, però l'account è quello lì, quindi anche se prima era Giuseppe Melchiorre. Però tanto per dire è lo stesso, quindi perciò se no è strano. Se cambia solo il nome, cioè non crea proprio un account nuovo, con email nuova, numero nuovo, cioè è diverso. Perché se no non ci sta una spiegazione. Cioè perlomeno io non ne trovo spiegazioni normali perché non scrive. Perché vedete, tutti quanti scrivono, lui aveva ha avuto quel blocco e non voglio pensare che lui ha cambiato solo perlomeno tu sì, Christian, boh,
E voglio parlare loro, quello scriveva e noi lo leggiamo. Buonanotte. Non mi sta dicendo, ma quale lettera? Marco, prova a entrare con un altro account, che ti devo dire? Perché questo qua è strano, perché se no lo dovevo vedere, perché è impossibile. Però è come dico io, non può essere. Perché vedo delle persone in live, però Cristian pure... E chi è? Non lo so, ti dico la verità. Chi sarà mai? Stasera fa caldo, ragazzi, la verità, eh. Accendiamo un po' il motore qua. Io non so da voi, Marco, fai come ti dico, prova a fare veloce una cosa e prova a riscrivere. Addirittura, un account veloce. C'è 27 gradi e più umidità. Sì, fra, non ho acceso mo il ventilatore perché veramente fa caldo, quindi perlomeno qua a Salerno oggi è stata una giornata tosta. Forse il blu mastino. E vabbè, il blu mastino. Sì, così si collega se vuole. Sì, ma no, ragazzi, la verità, io mo la mattina sto andando a correre per dimagrire un pochino qua e vado alle 7 a correre e ti posso assicurare che alle 7, ragazzi, fa caldo già. Quindi mo è una settimana che sto andando, sono 7 giorni, no? Vado qui sopra a fare... Ho iniziato prima a fare camminate, 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 ma sono 2 giorni che sto correndo. Però faccio giusto un'ora, ma vi posso assicurare che alle 7 fa caldo Gecos, bravo, fa caldo che si muore, quindi vado prestissimo, però fa caldo lo stesso. Avevo pensato di andare alla sera verso le 8, 8 e mezza nel fresco, però secondo me è meglio prima mattina, così ti togli il pensiero, fai quell'oretta e vai. O Giacos, e vai, ma incomincia l'estate. C'è freschetto, io c'ho il ventilatore acceso, grazie. No, no, qua fa caldo proprio. Io stamattina quando ho fatto 16.000 passi, quindi però correndo, eh. Io ho già le zanzare che becco, no, qua no, la verità fortunatamente no, maniche corte e gonnellina. Quante gonnelline? Grazie, fa possibile, c'hai le maniche lunghe, no, no, io la verità volevo mettermi la canottiera, però ci lasciamo sta e mi sono messo la maglietta. Io ho 16.000 da sdraiato, quindi 16.000 da sdraiato, con le linee corta. Va bene. Grazie, hai mangiato oppure no? Perché tu a te questo è l'orario tuo, 22:16 è l'orario giusto per mangiare. Cosa mangi? Anzi no, cosa hai mangiato? Hai mangiato già con Natale. Che cosa avete mangiato di buono? Dai, qualcosa di sfizioso, brafost, come si chiama là, quello là? No, io oggi ho mangiato il riso, sto facendo come si chiama, un cane. Un pastore tedesco, riso e tonno, riso e carne macinata. Wow, non mi esagerato, maniche lunghe, pantaloni della tuta, calzettoni e pantofolo chiuso. Wow. E adesso tengo pane, grazie. Esagerato. Ci tengo vedere l'ora appicciato, in casa 21 gradi. E allora non è che fa tanto 21 gradi, eh? Già immagino, grazie, maglioni in pura lana vergine fino a qui, fino a collo, con cerniera, buono. Calzettoni, calzettoni in lana vergine. Wow, esagerato sempre, grazie, una tragedia. Hai fatto la fine di Avvocatella. Avvocatella mi ricordo che era così. Avvocatella quando diceva che andava a dormire, triplo piumone in pura lana vergine, triplo. Calzettoni in pura lana vergine, guanti da sci. Quindi è una cosa più o meno così. Quindi secondo me la signora Avvocatella ti ha infettato.
non ce la posso fare. Stasera a Piselli. Stasera a Piselli e dopo la live un pezzo di spiga. Quindi prima il pisello e poi il pesce. Non ce la posso fare. Come stanno le mutande strappate e non lo so. Quindi capite, Rosy? Prima Piselli. Come stanno di sfiga. Ma io sento brava, secondo me questo, ma stai bene, grazie. Io già questa è la seconda volta, ragazzi, che evito il Covid, quindi la prima volta mio fratello, il più, quello prima dopo di me. Adesso l'altro fratello mio, quindi ho deviato due Covid, quindi mi sto salvando proprio sulle spine, quindi devo destreggiarmi in mezzo al Covid qua, quindi mi sono salvato un'altra volta, quindi fortunatamente. Quindi stavolta è toccata all'altro mio fratello, e che stamattina ha fatto il tampone ancora positivo. Quindi non ci sta, io sto facendo il dribbling in mezzo ai Covid qua, non ce la posso fare. Quindi speriamo, stiamo a maggio, maggio, quasi giugno qua, eppure ancora si sente sto Covid peggio dell'anno scorso, eh. Di solito l'anno scorso, quando io ho avuto il Covid, verso maggio e giugno non se ne parlava più. Invece mo quest'anno ancora che comunque ci sta, non è che è finita. Ma forse il clima in Sicilia è più fresco. No, cazzo, in effetti in Sicilia fa più caldo di qua. Ma che ne so, grazie. L'anno scorso ti ricordi, io a aprile, maggio e giugno non sentivo tanto Covid, adesso invece no. Forse perché la variante è più così così, ed ora è più... perché al finale porta tosse, porta cose così, niente di grave, però... domani sera sta la partita, Gazzi, domani sera Salernitana, Udinese, e credo che ci salviamo, penso di sì. Penso che il Cagliari sia la vittima stavolta. Quindi diciamo che se riusciamo a salvarci e rimanere in Serie A è proprio un miracolo proprio dell'allenatore là. Poi ha fatto proprio quasi un miracolo, no, ha fatto un miracolo. Quindi domani alla Rechi sono previsti, perlomeno poco fa ho letto così su Facebook, 35.000, non ci stanno più posti, non ci stanno più biglietti, la curva nord, quella degli ospiti, è stata data un pochino pure a noi e quindi domani sera Salerno è spenta, domani è domenica, no? Domani sera, ma se vince la Salernitana domani notte fino alla mattina è caos, poco ma sicuro. Qui di sera si sta ancora, ma il giorno fa caldo. No, la sera qua si sta normale, mo perché c'è il ventilatore. Però il giorno proprio, siamo Milan campione d'Italia, quindi ha vinto già il Milan. Però non lo so perché io non seguo tanto il calcio, quindi mo stavo guardando un po' la Salernitana perché sa da salvare, ma quindi l'Inter pure se vince non lo può vincere più lo scudetto, quindi Milan è campione, quindi è finito. E vabbè, dopo tanti foto Juve, perlomeno cambiamo un po'. Ieri si è guastato il PC. Mamma mia, grazie, tu ti devi fare proprio un bagno in acqua santa, proprio a Lourdes, non per benedizione, no, no, per immersione. Forza Hellas Verona. Ragazzi, quest'anno abbiamo scassato, come si chiama quella lì che sta a Venezia, ragazzi, come si chiama? A Giulietta l'abbiamo fatta male quest'anno, ragazzi, a Venezia, quindi hanno fatto male. Quindi da Salerno siamo arrivati, abbiamo distrutto a Giulietta. Hanno fatto male, vogliamo scassare. E vabbè, non fa niente. Per noi sta a Venezia, capito? Quando abbiamo vinto con Venezia abbiamo detto abbiamo fatto male a Giulietta. Venezia, Verona per noi è lo stesso. Quando abbiamo vinto sui giornali hanno scritto abbiamo distrutto Giulietta. Che testa, eh?
domani, però domani, l'Udinese non ha niente da perdere più, quindi o vince, o perde, o pareggia, no, il campionato è finito, quindi il problema è solo il nostro. Poi ci sta il Cagliari, dove vai il Cagliari? Sempre il Veneto, è bravo, vedi, questi in Veneto, perciò giustamente il giornalista aveva scritto abbiamo scassato Giulietta, però perché forse sta in Veneto, no? Allora perciò loro abbiamo affondato a Venezia i ragazzi, quindi abbiamo, abbiamo affondato. Non ce la posso fare. Oramai siamo irrecuperabili ragazzi, veramente. Ah, signora, grazie, proprio sa da fare beneficio. Che cacciati chi stiamo? I bandieri, ma come ci ha cacciato? Veramente, cazzo, come mi sto pensando ancora a Tartagliano? Cioè ti hai fatto un baffetto agli sopra, il pizzetto. Sto pensando ancora a sta cosa, so? Ma forse ti ha fatto un cosplay, fa? Un cosplay di Tartagliani, fa? Che sto pensando, ma tu volessi avere per sfizi, no? Proprio tu volessi avere un baffetto così, un pizzetto così, una spada. No, mandami una fotografia, Roppi, ma sono curioso, mo. Mandami una fotografia perché mo sono curioso. Mo era mai un sfizio, no? Già da Tartagnan, un baffetto agli ingoppi. Tartagnan così mi immagini che lo pizzetto lungo qua, che lo cosa attaccata qua, e la spada. Come trainano queste cose in capo a te? Non sai. No, stiamo peggiorando, voglio. Ah, signora, grazie, non faccio. Come dire che c'è sta un marito che è Piacenza, quindi dici tu così e così, sempre Piacenza è. Non ce la posso fare. La colpa è tutta tua, tu sì. La vedi, questi qua li rincoglionisci, poi non ragionano e vedi, incominciano a vagare nel buio, capì? Questa è colpa tua. Ok, quindi capì? È colpa tua, Lucy. Tu a questi li rincoglionisci, poi questi il cervello va in tilt e incominciano a vagare nel buio, capì? E poi si perdono. Quindi la responsabile sei tu. E mi ha detto che si è fatto il baffetto così sopra. Si è fatto crescere questo qua, questo. Ti ha detto, ma che tartagnanni? Ma sono curioso, grazie. Già guardiamo. E ragazzi, io mi sono fatto vedere, sono sempre uguale, quindi so quello che ero, quello sono. Quindi tengo un ciuffetto come ci ditti in Pareve Surprise, che ci dai già sto coso. Qua. Però mi ci fatto vedere il lato A e il lato B. Vabbè, lato tutti e due i lati, ah. Non ti voglio offendere, capito? Tutti e due, va bene. Fai lato A e lato B. Pozzo, veramente. Ma c'è degli esti, capito? Veramente, pare che tengo un ciuffo alla riflettone, ma pare Elvis Presley, là, come ci facciamo si chiamava, là. No, ma c'è degli esti, troppo lungo. Ma c'è un melone, ma già fa tipo, dico, faccio prima. Così, la mattina, quando mi faccio un shampoo, subito faccio. Anzi, poi che viene l'estate, secondo me faccio proprio, non dico a 0 a 0, ma 2-3 centimetri, no? Proprio curto, tipo soldato. Salvate il soldato Ryan. Fatti i capelli lunghi, sì, faccio i capelli lunghi che esce tutto quanto da qua, faccio un doppio taglio. Io ce l'avevo così, ma tanti anni fa, eh. Io tanti anni fa avevo così, tagliato qui. E tutti questi che scendevano così, mi pareva un caschetto teneva. Sotto o sopra di lato o di mezzeria. Io ho detto sì, dai. E poi mi ricordo che li riponevo tutti attaccati qua dietro con la coda di cavallo dietro qua. Perché era un taglio, come si chiamava all'epoca, negli anni 90, taglio pari lo chiamavamo, no? Io prendevo tutti i capelli e li attaccavo qua e tenevo l'orecchino qui e qui, perché ci sono ancora i buchi, vedete? Uno qua e uno qui, quindi avevo il ciondolo, quello lì rotondo, non so se lo ricordo, vabbè, Cristina no è piccolina, il ciucciotto, il ciucciotto quello lì di plastica che si metteva vicino all'orecchino, quindi, ma sto parlando degli anni 90, quindi i famosi paninari, quindi pensate un po', lo zainetto Invicta, quindi stiamo anni 93-94.
che tutti mandiamo la foto a Giuseppe, che look abbiamo. Quindi sembra proprio... Erano bei tempi, ah. E tutti quanti avevamo i capelli lunghi, eh. Chi aveva il codino lungo dietro, chi aveva il capello come ho detto io, tutti quanti avevamo i capelli lunghi. Cristina ha i capelli lunghissimi adesso. Ma non lo so, lui sì. Ho trovato capelli lunghi, piercing e tatuaggi. No, tatuaggi non ne tengo, no, no. I capelli lunghi, sì, li ho portati, orecchine, sì. Poi li ho tolti. Ma il cerchietto con... La coda di cavallo, sì, mi dice ce l'avevo, cazzi, però non portavo la coda di cavallo da dietro qua. Mio fratello da qui la portava. Io invece avevo i capelli tutti questi qua lunghi fino a qui e li attaccavo dietro con la coda di cavallo, però erano solo questi qua davanti lunghi. Qui era tutto rasato. Cioè tutto questo qui, come muove, no? Tutto rasato e solo questi qua lunghi fino a qui. Che poi io chiudevo, diciamo, dietro. Invece mio fratello, come dici tu, aveva il codino proprio lungo fino a metà spalla, mio fratello Camillo. Invece l'altro fratello mio, no, quello c'è il melone, quindi il più piccolo, quindi è pelato, quindi no. Quindi lui l'ha sempre avuto corti corti. Però, no tu, ah, non avevo per me, tieni il corno. E vabbè, ma tu all'uso una vita tu. E tu sai se l'usi tenere i capelli corti? Io non lo so, non la né che la vedo. Tu la vedi, io no. Eh, no, tu diceva all'usi. E io, ma Marco, ma che sta facendo? Marco, ma ti hai perso tu io l'account? Ah, sta fabbricando proprio. Oh, frate, sta a posto, ci è riuscito. Di tanto in tanto. Sta a posto, fratello, che stai facendo di bello? Stai con una rettiliana, me ne ritto. Oppure mi sono sbagliato. Quindi io avevo pensato a male, ho detto questo sta impegnato con la rettiliana, una aliena, un'entità. Quindi ho fatto varie ipotesi. Poi non so quale sia quella più plausibile. Però ce lo dici tu, Addo Steve. Vuoi confessarti, fratello? Confessati, dici la verità che stavi facendo di bello. Sei tornato dalla cripta. Oh, quindi Steve, vabbè, poi seduto, Steve. Steve, poi c'è una seduta. Mm. E che si dice in cripta? Tutto buono? Tutto bene? Tu sei sul bacetto. Ah, l'Assassin's Creed che servamo io, che cavannaci. Ciao, my love you, Christy, Assassin's Creed. Questo non gioca, Stevie One. Cavannaci, lo voglio veramente. Che si dice, Marco? Allora, ma dove stai di casa, mo? Stai sempre a Piacenza, Marco? Perché giustamente non è che ci sentiamo più di tanto, quindi dove stai? Sempre a Piacenza, quindi non ti sei mosso da lì, da quel paese maledetto, no? E quando cade là? Hai deciso? A me no, my love. In privato, ya, mi pare brutto, sta troppa gente. Sono riuscito a creare un account. Ma secondo me Marti chi è che lo vecchio, perché sennò non si spiega perché non riuscivo, perché vedi, questi scrive, mo. Secondo me quello era quello già bloccato, forse hai cambiato solo il nome. Grazie, come sa da fare per te? Mo a me. Sì, my love, grazie, sei mio fratello, sì, my love. Tutto love qua. Tutto uova, uova, uova. Già pozza fa. Allora Marco, quando te ne vai da Piacenza? O rimani in log? Siamo vicino a Verona, abbiamo tutto quanto all'arena di Verona. No,
sta a Silent Hill sulla Play 3, a Silent Hill, bravo, che bel gioco tra le ombre, tutto ambientato nella nebbia. Sta mai un'orda allora. Non lo so, grazie. Lui diceva che voleva andare, ma non lo so se sta ancora lì oppure no, perché non lo sento. Quindi sto domandando se si trasferisce, se rimane là, tutto mescolato. Bravo, sì, cazzo, mi riesce a giocare a Silent Hill, tutto strano che io. Poi, mo è un sacco di tempo che non gioco più alla Play, la verità. Sì, ma trovai poi verso luglio. Il lavoro, qualche cosa, niente? Come lavoro, qualche cosa? Ganzanza. No, io la verità, e non va bene, quindi ho detto no. Quindi mi volevano portare vicino a voi, ragazzi, e non andava bene. Ho detto lì è pericoloso. Quindi era, non so se è vicino, no, era Vicenza. Quindi mi dovevano chiamare per Vicenza. Quindi, credo, si doveva andare a Vicenza, penso che è vicino, no? Più o meno rispetto a Salerno è molto più vicino. Con Amazon. Quindi dovevo andare a lavorare con Amazon, poi non si è fatto, non mi hanno fatto sapere più nulla e non lo so. Comunque, se è qualche cosa, domani a mare, sì, ma sto tu, sì. Dovevo andare a fare, ma non il corriere con Amazon, no, nella sede centrale, nello smistamento dei pacchi. Viene a Vicenza e poi passa a Verona. Sì, sì. Dopo sto vicino a voi e vi vengo a trovare. Quindi era un bel lavoro. Se mi chiamano perché se danno anche. Sì, sì, no, questo è Elvis, va? Elvis Presley, sì. Questo ciuffi, capì? Sì, sì. No, lo devo tagliare, devo fare i capelli corti. Davano anche vitto all'alloggio con questo lavoro. Quindi se capita, mi sa che faccio la pazzia, diciamo così, perché vitto e alloggio e lo stipendio non troppo vicino, però. Vabbè, mi metto dietro di te, cazzi, mamma mia. Mi metto a 30 centimetri da te. Beh, questo è la io sto al computer. Dice tu. Poi Rob ve l'ha mandata Rob, dopo 6 mesi, dopo vengo, poi Rob ve l'ha mandata Rob, quindi è meglio se sto qua ragazzi, perché dopo Rob Gazzi cammina come il dottor House, non va buona Rob, dopo mi dispiace per il nostro amico, capì? Dopo incomincia a zoppicare, capì? Allora è meglio che sto qua, capì? Faccio meno danni. Poi facciamo foto, esplode una fotocamera, bravo. Sono passato a Borroll. Che sta facendo i Borroll? Chi sta? Tutto bene, signora Nunzia? Mi ricordo Lazio oppure no? Mi ricordo di voi perché ogni volta mi domandavate Lazio che tempo fa? E domani vi dico già che sarà una bellissima giornata, farà tanto caldo, quindi domani a mare, signora, quindi può andare tranquillamente alla spiaggia. È passata a Borroll, è passata. È fatta buona. Non mai che casi che ti si mettono dietro con me. Perché sento confusione nella scala. E che sta succedendo? Che sta succedendo? Grazie. Cioè, queste cose succedono a sud, non lì. Io che farò il Ghostbusters a Verona. Già, pozzi, chi sta a Tagnani, chi sta Ghostbusters, dove stiamo venuti qua? Salvaci, salvaci. Ghostbusters a Verona, D'Artagnan a Venezia. Ed è Lucy, e dove sta? Lucy a Verona. No, stiamo a posto, voglio proprio stiamo proprio qui oggi 30 gradi e domani sarà peggio, signora Nunzia, ho visto proprio
e prendiamo fuoco domani, quindi domani sarà molto molto peggio di oggi, quindi rispetto con le lavatrici, sì, facciamo una lavatrice, due lavatrici, tre lavatrici, quattro lavatrici, allora dove arriviamo là ci fermiamo. E quante lavatrici riusciamo a fare, tanto ne facciamo. Io già immagino a Lusica una lavatrice, la pompa dell'acqua sta dall'altra parte, lo scarico dall'altra parte, la presa di corrente non c'è, è a pile. Domani scappa al mare, fai bene proprio. Che fa chi? Capitano Allo e Capitano Uncino. Tu mister scendi dall'esterno. Eh sì, sì, scendi dagli esterni. No, io faccio crescere i ciuffi più lungo e mi faccio arrivare fino a qua e faccio Elvis Presley. Non ce la posso, chissà da fuoco ci basta, come da fuoco ci basta. D'Artagnan, D'Artagnan, Capitan, Capitanuncina. Tagliati un b***o. E dove vai? Scappa, ma dove vai? Scappa. La signora del quarto piano, ragazzi, cronaca di Messina. La signora del quarto piano è rimasta chiusa in ascensore. Riusciranno i nostri eroi a estrarre la signora dall'ascensore? Non si sa, per sapere questa risposta bisognerà attendere, ragazzi, quindi se saprò lo dirò. La benedizione di grazia, la benedetta la signora, bom, bom, si è spenta l'ascensore, guarda. Il fluido magico. Lontano, lontano, non è troppo vicino. Lontano, lontani, ehi. E dove vai rimane? Lontano, lontano. Tu non sai nuotare, dove vai? Non sai nuotare, dove vai? Sì, Nunzia, vedi, già è una settimana che fa paura qua, quindi io sto andando la mattina a correre alle 7, mi sveglio alle 6 e ti posso dire che fa caldo già. A mezzogiorno si muore. Ma immagina stiamo o 21 di maggio. Immagina appena che succede, boh, non prima sci. Sto coprifuoco. Sì, grazie, hai fatto la abracadabra. Hai fatto un fluido stare, capito? Tutta sera, grazie. Andiamo a vedere che sarà successo e se tu ascenso. Io dal nuovo alloggio farei serial killer Myers, oh, capirai. Ritorno alle origini tutto più, Mark, quindi ritorni alle origini. Appunto, siamo ancora a maggio. Secondo me la signora Grazia sta dicendo che lì in Sicilia non fa tanto caldo e cose, ma come in Sicilia farà caldo, là prendono fuoco. In Sicilia proprio si muore. E là la signora Grazia prende fuoco quest'anno. Loro stanno vicino all'Africa. Secondo me diventa proprio marocchino, proprio. Io sto andando a correre la mattina e mi sto abbronzando il viso, diciamo, no? E vado presto che il sole non è tanto alto, quindi diciamo che figurati se vado prima. Bisogna andare presto a correre. Si sta incominciando ad alzare e mi sto abbronzando pure un po'. Grazie, ti tirerà fuori dall'ascensore le vesti da clown e da Michael. E Lucy, ma tutto quanto si vestono e tu? Da cosa ti vesti? Io farò il vugumbra, bravo. Al massimo lo può fare la signora Grazia col calore che fa lì e va una settimana a mare, prende fuoco e lo può fare la signora Grazia. No, no, secondo me si fa che il 9 a correre, secondo me il vugumbra lo faccio. Ah, tu stai già vestita di tuo. Io soffro il caldo, preferisco il freddo. Sinceramente siamo d'accordo su sta cosa. Io preferisco più stare sotto a piumone, bello al caldo caldo, invece no. Ma voglio di mettere, ti puoi mettere anche nudo sul letto perché sei tu stesso. Tu puoi mettere la mutanda, un ventilatore in quello. Non ci sta niente da fare, quindi a meno che non ti immergi nella vasca, io non ce l'ho, e ti riempi la vasca piena di acqua e dormi là, se no non ci sta rimedio. Quindi già immagino quest'estate
solo con lo slip sul letto, ventilatore da qua, ventilatore da là e canonzerorm da chirurgo della peste. Già posso fare cazzo per te. No, ma io sta fotografia. Cristo è già pazzo, vero amore mio? Dice tu, Cristina già stava già normale, stava vestita già così. Ah, quindi è naturale, quindi già sta vestita di suo. Stiamo a posto, stiamo. Così vi filmano subito, ho deciso di comprare il climatizzatore. Brava la signora Grazia, io tutti quanti a casa della signora Grazia in estate andiamo lì, così stiamo a fresco. Marco preparava, diciamo, da signora Grazia. Ce ne andiamo luglio e agosto, giugno ci arrangiamo. Sì, sì, tu sei già, già si strana così, capì? Quindi già hai la tua stranezza. Quindi non hai bisogno di metterti qualche altra cosa, capì? Già stai vestito. Vabbè, oramai stiamo perdendo proprio tutte cose. Tu dici che io mo solo a pensiero, no? Mo c'ho il ventilatore acceso, e sono 22:46, l'11 meno un quarto, e c'ho il ventilatore acceso perché sento caldo. Immagina mo che arriva luglio e agosto, qua mo, io sto all'ultimo piano, qui prendo fuoco proprio. E fortunatamente c'è il mare di fronte, meno male. Immagina in una città come Milano, però ci sta l'Afa, no? Perché non ci sta il mare, un mamma muore là, Torino. Pure in Piemonte in estate fa paura, io ci sono stato in estate, è peggio di qua a Salerno, quindi specialmente manda il video prima che ti dai fuori. Peccato che abitiamo troppo lontani per vedere gli altri perché sennò potremmo continuare andando. Sì, sì, grazie, se stavamo vicini, facevamo una volta ogni sabato, una volta ogni 15 giorni, andare a mangiare una pizza insieme, fare una nottata insieme fino alla mattina. Si poteva fare. Però basta che la signora Grazia non la facciamo fare nulla, perché sennò che ne chissà che combina, quindi che ne so, se andiamo in qualche parte, basta che non tocca niente. È pericoloso. Sapete che lei fa le uova esplosive, quindi spine che si staccano da solo. Io per fare i video a volte cerco i video, mi mandano i video dei paranormale, esorcist, così così, no? Io basta che vado a casa della signora Grazia e mi metto lì a riprendere col cellulare, a voglia di video paranormali, né? Si poteva fare sabato e domenica, domenica mattina, a prima mattina, un ultimo caffè, cornetto, cappuccino e poi a dormire, dopo tutta la nottata insieme, quindi dalle 10 di sera fino alla mattina, la mattina lo concludevamo come facciamo qua a Salerno, caffè, cornetto, cappuccino e a nanna, va. E poi a orario di pranzo o ragù. Andare a mare assieme. A mare sì, mi piace, sì, sì. Solo che immagina Gazzi col perizoma sulla spiaggia. Gazzi, se vuoi venire a mare devi mettere il pantaloncino, non devi mettere il tanga. Mi dispiace perché non possiamo dare scandalo. Da te ci sta un poltergeist. Sì, sì, la voglio fare video là. Sono troppi chilometri, la voglio. Tu pensa che stiamo all'opposto noi. Tu stai proprio all'opposto, io più o meno pure io a finale. Già immagino a Gaz, ma io già immagino a Gaz, non mi sto pensando nella mia mente, no? Lucy, il baffetto agli in su, eh, pizzettino e perizomo, esco pazzo, veramente. Gaz, perché mi mandi una fotografia così? Mi piace sta cosa. Baffetto all'insù, il baffetto così, tartagnante, però col perizomo. Che si scassam. Questo, vabbè, facciamo un sacco di visualizzazioni, fratello. La pubblichiamo su internet, scassam. Pensaci bene,
Che capra tengo, mamma mia. Già immagina che, mo sto immaginando più o meno, capito? È come se non fosse la fotografia innanzi a noi. Non ce la posso fare, no, no. È come il signor Natale, io il signor Natale, no? Non l'ho mai vista, no? Però da come l'ha descritta la signora Grazia è come, come se lo avessi davanti agli occhi, quindi quando lei me lo descrive, no? Io già mi immagino più o meno il soggetto. Io no, Bermuda a Roma, meno male, grazie, Gazzi. Quindi pantaloncino. Veramente, per fare i video io non devo farmi rimandare sulla mia email, basta che vada a casa di Grazia, mi metto lì col cellulare e una volta si stacca la presa del congelatore e una volta succede che cade qualche cosa, basta che sto lì. Io invece mi rincoglionisco a cercare i video quando potrei andare lì e riprendo proprio originale originale. No, no, sto pensando a Gazzo, non ci posso pensare. Le zanzare fanno feste con questo caldo, qua ancora no, eh. Non so come deve essere, deve essere qualcosa di orrendo più o meno. Le unghie, mi ricordo ancora fatti le unghie, mamma mia. No, no. Però sto pensando pure a Gazzo, avevo fatto un baffetto, un pizzetto, un cosa, tipo un monk. Non ti immagino. Non ci posso- No, è che non è proprio mostruoso, non è Gargamel. È qualcosa che non si può spiegare, ragazzi, capito? È una sensazione unica, quindi non si può spiegare a parole, capito? È difficile. È inimmaginabile, ragazzi, non stanci. Però adesso proprio number one. Gargamel è bellissimo a paragone, figurati, che adesso tengo quasi a paura. Però vedi perché il mondo è strano? Nonostante questa persona sia così, la nostra cara amica Grazia è follemente innamorata di lui. Vedi? Quindi l'amore non ha età, l'amore non tiene limiti. Però grazie, ti hai superata tu però, mamma mia bella. Però ti sei superata tu. Io capisco che l'amore non ha limiti, l'amore non ha età, l'amore non è... però tu ti sei superata. Sì, ho capito Lucy, ma lei si è superata però con questo amore follemente con questa persona. Forse da giovane era simpatico. Mi puzza un po' la cosa, devo investigare. La luna rossa di giorni fa. No, Marco, non l'ho vista, perché qua non l'ho vista, perlomeno qua non l'ho vista io, no. O non ci ho fatto caso, io mi affaccio sempre fuori qua, però non l'ho vista, ma o perché non ci ho fatto caso, o perché non c'era qui da me. Quindi grazie, ha detto che la giovane era... Signora Grazia, che cosa mi combini? Che cosa mi combina? La signora Grazia quando porta il, quando porta il pesce ha questa abitudine, questa sana abitudine, non so, qualcuno va lì, no? La va a trovare, lei chiude e dice da qua non si scappa. Se non la muoio così, adesso guarda, da qua, vedi, è troppo caldo. E questo sì, signora Nunzia. E capito, sì che fa? La signora Grazia ha questo vizietto, capito? Fa entrare il tecnico, chiude la porta e mette la tasca. Quando il tecnico sta per andare via, apre la porta e dice, oh mamma mia bella, questo mi hanno chiuso dentro. E la gente fa la faccia bianca, dice, che succede mo? E capì? E vanno in panico. E la signora Grazia mi diceva, no, il tecnico non è venuto, il tecnico non è venuto perché quelli hanno paura, hai capito? Quindi quando lei li richiama, la gente non va a casa perché ha paura. Quindi ecco svelato il motivo perché non vanno da lei. Perché giustamente questo apre la porta. Ciao Davide, buonasera.
si vede bloccato in casa e dice che è successo. Quando riesce a uscire fuori, poi la signora Grazia dice: vedete che si è fatta quasi, sì, non vi preoccupate, sto avvenendo. E quella non va mai. Dice Giuseppe, il tecnico non è venuto, lo stavo aspettando, mi ha dato buco, sai, queste cose qua è normale. Tu li chiudi a casa, tu li chiudi a chiave, grazie. Quindi poi hanno paura di ritornare. Quando mi hanno portato al frigo, noi sono stato portato, non vale, vedi, è tentata proprio, c'è la tentazione, capi? Che li deve chiudere sta porta di casa. Cioè tu vai a trovarle e questi ti chiudono, cioè, dicevo, no, sono passato per un caffè, questa gira la porta e chiude, c'è accanto un buio. Capì? Funziona così, ragazzi, è pericolosa, è instabile. La parola giusta, ragazzi, è una persona molto instabile. Sì, sì, chiude le persone, ha la mania di persecuzione. Tu dici, ma io prendo un caffè, dici, no, non ti preoccupare, tutto a posto. Sì, sì, sentiamo, ci chiudo pure a noi, sì, sì. Dici, grazie, io me ne devo andare tra 5 minuti. Dici, no, non fa niente. E chiude. Dici, ma io 2 minuti me ne vado subito. No, non ti preoccupare. È una fissazione. Capito? Ho l'abitudine, io la chiamo una volta aperta, vado al primo piano, piano terreno, così ti puoi buttare dalla finestra. Meno male. Sì, sì, è una, come si chiama? Stalker, stalkerizza le persone, proprio le persone così. Dice, signore, ma la porta è chiusa a chiave. Guarda, immagina la faccia delle persone, si girano. Signore, ma la porta è chiusa a chiave. E la signora, grazie, questa cosa io, sai, con quella faccia proprio, dice, a cane buio. No. In casa di vicino sono entrati i ladri con loro in casa. Immagina vanno a rubare da grazia, non scappano neanche i ladri. Dice no, a casa va. Eh, entrano i ladri, grazia li chiude. Non ce la posso fare, ragazzi, veramente una cosa pazzesca, assurda. No, i ladri l'ultima volta che... Dai, che hai conquistato Gazzi, grazie Marco. Sì, ma chissà che c'è avuto sta cosa di rubaffetta, non ci posso pensare, no, ma portava vasca, come diceva Avvocatella, mi butto giù. No, Avvocatella diceva mi butto giù dal Vesuvio. Pure mi butto giù, non ce la posso fare. No, ragazzi, veramente, più tempo passa e più peggioriamo qua. Mi rendo conto che invece di andare avanti qua andiamo indietro. Tutti abbiamo cambiato le fermature. Che gli tutti abbiamo cambiato le fermature? Le serrature, forse. Ciao Nunzia, buonanotte, buona continuazione, semmai, perché comunque con le foto poi ci si innamora veramente. Non ce la posso fare. Siete un caso unico, disperato, ragazzi. No, veramente. Non si può, ragazzi, non si può. State peggiorando. Ah, signora Grazia, vabbè, la signora Grazia è Cristina. Vabbè. Cristina poi è un caso isolato, quindi è da studiare. Quindi Cristina è un caso già archiviato, un caso a parte a sé. Quindi la signora Grazia è sulla strada giusta. Marco, quindi io sto vagando già nella notte d'anni, quindi siamo uno peggio dell'altro, quindi ma ci stanno peggio di noi, quindi diciamo che noi forse siamo quelli intermedi. No, il mio amore è pazzissima, siamo accaparrati subito. Sì, è normale, no? Pazzo è pazzo, è normale, no? Un simile vuole il suo simile, capì? Quindi un pazzo cercherà un pazzo, un deviato cercherà una deviata, un rincoglionito cercherà una rincoglionita, quindi è tutto logico, ragazzi, è tutto proporzionato. Quindi un folle cercherà una folle, quindi è tutto in proporzione. Già posso fare.
Io gli dico pure di sì allora, no? Se no non ci posso. Qualcuno che ci senti sta live, no? Entra qualcuno a vedere questa live dopo, no? Dice, voglio, ma dove facci i magistrati? Questi non stanno bene con la testa. Secondo me qualcuno che dopo sente o ascolta questa live dice voglio vedere questo dove arriva, no? E sente tutta la live. Di questo secondo me mi fa l'applauso, sono convinto, dice mamma, questo si è superato. E hanno pure ragione, e hanno pure ragione. Dice questo proprio sta peggio di me. Qui si entra sul canale, se entra un psicopatico, no? E ci sente a tutti quanti quello che stiamo dicendo mo in questa live. Quello dice io sono normale rispetto a queste persone. Quello alza le mani, dice ma io pensavo di stare male, ma io in confronto a queste persone io sto bene. Quindi pensiamo un po' dove noi siamo riusciti ad arrivare, ragazzi. Siamo forti, a volte ritornano. Sì, sì, a volte sempre ritornano. Goulash, panino, goulash. Ah, Marco, tu sei entrato dopo, no? Il signor Gazi, che film è? Appunto, ma questi, se entra qualcuno dice qua non stanno bene, qua, questo è un film di pazzi, dicono. Secondo me questo è stato uno streaming di allucinati. Quindi se sentono i commenti, obbligatorio, quindi da ricovero. Vabbè, ogni tanto una live strana ci sta, quindi parliamo sempre di cose strane al finale. UFO, rettiliano, alieno, buco nero, buco azzurro, fantasma. Ah, che ti ho ceduto il posto perché Gazzi voleva darti il goulash, quindi io ho detto no, io ho detto io non tradisco Marco, quindi il goulash tuo è di Marco, quindi io alzo le mani e lo lascio a te perché l'amicizia è sacra, quindi non mi permetterei mai. Quindi goulash è tuo. Ne avete visti di belli come piacciono a noi? No, grazie, io veramente ho consumato tutto Netflix, streaming, quindi non ho nulla da vedere. Quindi ultimamente avevo visto un'altra volta Manifest, quello dell'aereo che era scomparso per 5 anni, però in realtà era scomparso per un'oretta e poi era atterrato, quindi è una serie TV Manifest e quello mi sono visto, quindi sto vedendo tutte delle cose che già ho visto, quindi non ci sta niente di nuovo, quindi vedo le cose che più strane, quindi non ci sta nulla di fantascienza, dei thriller di nuovo, niente proprio, serie TV nuove, niente proprio. Non ce la posso fare. No, io stasera la verità non so che mi vede, non lo so, perché faccio un giro sullo streaming, su Netflix, insomma vediamo. Qualche cosa. Sì, sì, ma finisco perché è già un'ora e 43 minuti. Ragazzi, vi auguro una buona continuazione, una buona serata, buonanotte a tutti e ci sentiamo alla prossima live. Quindi ciao Lucy, ciao Grazia, ciao Gazzi, ciao Mark, ciao Nuzia, ciao a tutti anche quelli che non hanno scritto. Quindi un saluto a tutti ragazzi e buona noches a todos los pecadores. E buon goulash a todos.